Carlo Cantone, non eravate partiti alla grande, poi grande coraggio, contributo anche dei ragazzi e questo bel saluto al Palabianchini. Sì, sì, ci tenevamo a salutare i nostri tifosi con una bella vittoria, ci siamo riusciti e i ragazzi ci hanno dato un grande contributo, ma non solo stasera, ma da un mese e mezzo, forse due a questa parte con gli allenamenti. Oggi forse è stato il risultato finale per loro e la premiazione di farli giocare anche con noi in una partita tutto sommato vera, quindi mi fa piacere per loro, ma ci tenevo a salutare con una grande vittoria il palazzetto e la gente. Matera era venuta qui con l'intento di portare via 2 punti, visto che insomma si devono ancora salvare, e invece non avete giustamente regalato nulla. Sì, sì, loro sono partiti qui che non sapevano di Piacenza che ha giocato ieri, quindi erano ancora un po' sotto tensione. Con la sconfitta di Piacenza forse si sono rilassati, ma non penso più di tanto perché venivano da 10 sconfitte consecutive e ci tenevano a portare a casa una vittoria.